Al campo sportivo di Musile di Piave si lavora senza sosta. È qui che in migliaia domani mattina alle 10 daranno l'ultimo saluto ai 4 ragazzi morti sabato sera a Jesolo. 4 anche i comuni che hanno proclamato per domani, in concomitanza con i funerali, il lutto cittadino. Musile, San Donà, Jesolo e Noventa, issando bandiera mezz'asta sugli edifici pubblici e invitando cittadini e attività commerciali a partecipare al dolore che ha colpito le famiglie e l'intero territorio. San Donà, dove abitava Riccardo Laugeni, ricorda nell'ordinanza anche l'altro giovane morto sabato, l'infermiere 28enne Brian Merletti. A Musile domani il dolore sarà palpabile. Anche Giorgia Dirà, l'unica sopravvissuta, ha fatto sapere di voler esserci per stare accanto fino all'ultimo, proprio al suo Riccardo. Abbiamo per fortuna l'aiuto di numerosi volontari che daranno le indicazioni alle persone in maniera che tutto avvenga nella massima sicurezza e nella massima tranquillità. Ci sarà un accesso dietro qui dagli spogliatoi per i feretri e per i familiari stretti e per le autorità che intenderanno partecipare alla cerimonia, mentre il pubblico potrà accedere dal cancello centrale lì dalle tribune, e poi ci sarà anche una parte dove si potrà stare in piedi ad assistere al funerale. Tra le autorità ha annunciato la sua presenza il presidente del Veneto, Luca Zaia. Di fronte alla previsione di migliaia di persone si cercherà innanzitutto di rispettare le famiglie e il loro bisogno di raccogliersi attorno ai figli che hanno perso. Sappiamo che parteciperanno numerose persone, io stessa stamattina sono stata contattata veramente da tantissimi che vogliono partecipare, però è chiaro che i genitori, i familiari sono quelli che devono stare in una posizione più vicina e anche un po' intima. Chi può, suggerisce il sindaco, raggiunga a piedi lo stadio comunale. Per gli altri l'amministrazione ha predisposto, oltre a quello dell'impianto, 2 parcheggi supplementari. Per i colleghi di 2 dei ragazzi l'outlet di Noventa ha organizzato dei bus navetta. I cancelli apriranno alle 9 per il pubblico, quindi fin dalle 9 è possibile accedere allo stadio. E è preferibile senz'altro arrivare per tempo e insomma scaglionare un pochino gli arrivi quantomeno.